Mestre, ore 12, via Torino, gente in coda chilometrica fuori da un supermercato. No, ma va bene così, anche per nostra sicurezza. Meglio così. Qui l'ingresso è contingentato. Uno alla volta. Se esci due, entrano due. Da quanti giorni state attuando queste... Da quando ha cominciato il decreto, cominciamo a rispettare le regole. Mascherina o in mancanza sciarpa a coprire la bocca con l'aggiunta di guanti per chi la prevenzione non è un optional. Oramai nello stravolgimento del quotidiano lo straordinario è divenuto ordinario, anche se alla fine l'attesa non è per tutti. Ci vorrà almeno un'ora. Ma vado via adesso, pensavo fosse prima più veloce, invece no, non vale la pena, assolutamente. Si può fare quello che si ha a casa a questo punto. Poco dopo cambiamo zone, supermercato Marghera, ore 12:15, via Fratelli Bandiera. Anche qui situazione fotocopia alla precedente. Una persona a volta, se fanno parte dello stesso nucleo familiare, una persona sola. E se entrassero con due carrelli differenti? Io non posso chiedere documenti e coscienza delle persone per far rispettare il decreto che è stato varato. Altro non posso dirle. Qui il supermercato registra meno gente in attesa, si dibatte sull'inasprimento delle misure di governo verso chi non ha capito la gravità della situazione, dicono. Perché i ragazzi che corrono in gruppo, che chiacchierano in gruppo, anziani no, non vedo grande necessità. Ci sono tanti altri giorni per fare la spesa proprio di domenica. 12:30, sempre a Mestre, viale San Marco, altra coda, ma stavolta fuori dalla farmacia comunale. Tutti vogliono le mascherine, ma non ci sono, in attesa arrivino quelle made in Veneto. Tocca a me, il prossimo tocca a me, sì. La coda è finita, è giunto l'orario di chiusura. A scandire il tempo una delle farmaciste che esce e rientra con il distributore dei numeretti. Non resta che andare altrove, ma sempre nei mega supermercati con orario continuato, i cui parcheggi oramai vuoti richiamano alla clausura di una filiera divenuta essenziale per chi vuole evadere dal buon senso.